Signor Presidente della Regione, colleghi parlamentari, stiamo parlando di un aspetto, io dico importante, più volte dibattuto sia in aula ma anche nella nostra isola. Parliamo dei precari di una parte, purtroppo dei precari una parte, perché ne rimane un'altra parte fuori che sono gli ASO, e che noi ci auguriamo ed esprimiamo tutta la nostra disponibilità ovviamente nei confronti del governo nell'affrontare questa questione e qualsiasi tipo di supporto per trovare una soluzione per i lavoratori dell'ASO. Però mi permetta Presidente della Regione di rilevare che questo è un percorso che parte da un intervento fatto con la legge Madia, una legge nazionale che si è fatta con il governo Renzi. Questo Renzi poi non è che è stato così disastroso, e quel governo non è stato così. Questi precari erano precari storici, storicizzati, così come, permettetevi, nel ringraziare il lavoro che sta svolgendo l'assessore Razza nel portare avanti le stabilizzazioni, non posso non ringraziare il mio collega di banco, l'ex assessore Gucciardi, che avviò tutte queste procedure. Che ben venga la continuità amministrativa, che ben venga la continuità amministrativa quando produce fatti concreti e fatti positivi. E quindi grazie a chi c'è stato, grazie a chi ha fatto la norma nazionale, grazie a chi ha lavorato nella scorsa legislatura e grazie a chi sta portando avanti questo percorso. Mi permetto quindi, Presidente, due cose sole. Non c'è Razza, però lei è sufficientemente titolato per assumere questi impegni. Una parola grande, attenzione, una agli ASO, così come ho detto, l'altro riguarda un problema più specifico della nostra provincia. Io ho avuto modo di parlarne più volte all'assessore Razza, riguarda 125 famiglie di precari storici che rischiano, non tutti, tranne una decina, un 15, forse 20, di rimanere fuori perché allora non idonei ad un concorso. Quindi c'è il rischio concreto che noi andiamo a stabilizzare tutti, si andranno a stabilizzare tutti con quella tipologia, e questa parte e queste famiglie che hanno gli stessi diritti perché precari storicizzati rimangono fuori. Quindi io, Presidente, le chiedo davvero di attenzionarla. L'assessore lo ha già fatto, lo sta facendo. Io presenterò anche un ordine del giorno su questo, che inviterò anche i colleghi della provincia di Ragusa a firmarlo, ma so che non ci sono problemi perché su queste cose ci siamo trovati e ci troviamo tutti d'accordo, ma vorremmo davvero avviare questa prima fase di stabilizzazione che veda tutti andare avanti, anche perché in altre province non è successa questa atipicità. Dice: ma Nello, cosa ci viene a parlare tu? Un problema ragusano, stiamo parlando della Sicilia. No, purtroppo mi tocca anche parlare del problema del ragusano, ma purtroppo lì c'è stata una diversità non dico di intervento, di risoluzione. Quindi la prego, Presidente, di farsi carico personalmente di questa vicenda. Faremo un ordine del giorno perché voglio condividere con il Parlamento questa problematica e sono sicuro che insieme si potrà trovare una soluzione. Ha chiesto di parlare